Di nuovo in studio con questa edizione del telegiornale, edizione regionale in questa giornata di Ognissanti. La richiesta è chiara, parliamo ora di turismo, ottenere lo status di città balneare per mantenere un'alta qualità di servizi a residenti e turisti lungo tutto l'anno. A ribadire la richiesta degli Stati Generali del Turismo, la Presidente della Conferenza dei Sindaci della Costa Veneta, Roberta Nesto. Lo status di città balneare sarà questa la richiesta principale dei sindaci della Costa Veneta che porteranno la prima conferenza nazionale programmatica del turismo al via a Chianciano Terme. Chianciano sarà sicuramente un momento importante in cui dire tutti i temi che stanno a cuore ai sindaci, alle categorie, al coordinamento dei sindaci del balneare italiano, e in particolare sarà il momento in cui torneremo su un tema fondamentale per la sopravvivenza dei nostri enti, ma soprattutto delle nostre comunità. Per dare risposte ai nostri cittadini residenti e ai turisti bisogna che abbiamo il riconoscimento della città balneare. Conferenza quella di Chianciano che rappresenta un tavolo di confronto sull'industria del turismo nazionale, da cui deriveranno indicazioni per le politiche che troveranno spazio nel piano strategico del turismo che il Ministero dovrà presentare entro il termine di quest'anno. Ci auguriamo che anche il governo che si è insediato in questi giorni possa avere un approccio proattivo rispetto a questi temi, e ci aspettiamo che le bellezze del nostro Paese e la professionalità dei nostri operatori possa essere giustamente salvaguardata dai decisori politici, a partire proprio dall'annoso tema delle concessioni demaniali che continua ad attanagliare gli operatori veneti ma di tutto il resto d'Italia. Nonostante la crisi energetica e la carenza di turisti russi, le terme euganee, altro scenario, registrano risultati più che soddisfacenti. Le cose stanno andando bene, ho sentito alcuni imprenditori, gli hotel sono quasi tutti pieni, ho fatto anche delle ricerche online per vedere se c'era qualche finestra disponibile per prenotare e risulta tutto esaurito. È soddisfatto il sindaco di Montegrotto Terme, Riccardo Mortandello. Il fine settimana lungo appena trascorso ha visto il tutto esaurito alle terme, con alberghi pieni e turisti per le strade. Molte le iniziative organizzate, come la Castagnata in corso il 30 ottobre e gli spettacoli teatrali a Villa Draghi, trasformata per l'occasione in una casa dei mostri, una Monster House. Il periodo però non è dei migliori. Oltre alle presenze ridotte di turisti russi si aggiunge il caro energia che sta colpendo tutti i comparti. Gli stranieri coprono sempre il 40% delle presenze, il restante 60% sono italiani. C'è da dire un'altra cosa, oltre ad essere penalizzati per il mancato arrivo dei turisti russi, anche se negli ultimi anni con la questione dei passaporti c'erano grosse problematiche, il tema grosso è il rincaro delle bollette, perché noi siamo in presenza di imprenditori stoici che stanno affrontando bollette triplicate e quadruplicate. Siamo in presenza di lavoratori stoici perché nonostante il reddito molto basso continuano ad andare al lavoro, e quindi un apprezzamento va agli imprenditori e ai lavoratori che in un momento di grande crisi, sia per il mancato arrivo dei turisti russi ma soprattutto per il rincaro della vita in generale e delle bollette, stanno comunque affrontando questa situazione tenendo aperte le strutture alberghiere e accogliendo sempre tutti con un sorriso. Alessandro Preziosi, ora parliamo di teatro, ha inaugurato venerdì scorso con uno spettacolo le iniziative organizzate per i 400 anni del Teatro Goldoni, un personaggio che lui definisce esemplare. Goldoni rappresenta il viaggio. Goldoni stava a Rimini, era un avvocato come me, e si nascose sotto la chiglia di una nave che andava a Chioggia. Sua madre era di Chioggia e lui si imbucò di nascosto, e da quel viaggio cambiò tutta la sua vita. Quindi quando si dice il viaggio si dice anche il coraggio, no? Con il quale si riescono ad affrontare delle scelte non prevedibili che ti danno la possibilità di essere da esempio per tutti quelli che sono venuti dopo. Ricordiamo che Carlo Goldoni in un anno scrisse 16 commedie per Matebach. Ricordiamo che Carlo Goldoni andò a Parigi e tornò. Ricordiamo che Carlo Goldoni, quando andò via da qui, dai palchi, ad un drammaturgo gli si urlava: tornate presto, buon viaggio, addio, tutti in lacrime, per i discorsi che fecero per l'inaugurazione
avvenuto il giorno dopo, no, della sua nascita, fu un momento di commozione rara, quindi è un esempio. Goldoni è un esempio da tenere ben presente e da studiare. Eppure Venezia non l'ha amato. Eppure Venezia sì, lui li chiama i corvi, no? Sì, perché c'erano, come diceva prima Max, lo scrittore, che c'erano delle competizioni molto molto forti. Non l'ha saputo amare, ma lo amava secondo me. Non l'ha saputo amare, è come nei rapporti d'amore, non tutto fila liscio. Lei ha citato Mastroianni, oggi compie gli anni Roberto Benigni, 70 anni, ce ne sono tanti di pezzi da 90 nel cinema, nel teatro italiano. Sì, ci sono delle persone che hanno reso felici tante altre persone. Penso che Benigni, Mastroianni, Gassman, Carlo Goldoni, Eleonora Duse hanno, come dicevo prima, hanno reso lo specchio della vita estremamente interessante. Hanno veramente portato i sentimenti della gente comune sul palco e questa è la grande rivoluzione che fa Carlo Goldoni. Cioè il privare gli attori di maschere per potergli permettere di esprimersi, e Benigni, Mastroianni, Gassman, Romolo Valli, insomma anche a oggi ce ne sono di altrettanti degni di nota, hanno questa grande responsabilità e privilegio e in questo senso vanno celebrati. Società Dante Alighieri e Ufficio Scolastico Regionale insieme alla scoperta della lingua italiana. A Padova dal 2013 il concorso Adotta la parola premia gli studenti che inseriscono nei loro racconti inediti un elenco di parole poco conosciute o in disuso. L'avverbio poffarbacco è nell'elenco dal 2013, ma sono tante le parole silenti nei dizionari che hanno stimolato la fantasia degli studenti padovani grazie al concorso Adotta una parola, giunto quest'anno alla 8ª edizione. La lingua si sta impoverendo perché subisce il doppio attacco da una parte dell'inglese, che è diventato l'esperanto del giorno d'oggi, e d'altro canto dello short language, del linguaggio super abbreviato dei media, per cui le sigle finiscono per prevalere sulle parole. Oltre 200 gli studenti che hanno partecipato al concorso quest'anno. Le parole che proponiamo sono suddivise per articoli, avverbi, aggettivi, verbi, in modo che i ragazzi abbiano modo di poter scegliere, come dire, cum grano salis attraverso le parole che proponiamo. Vi faccio qualche esempio da quest'anno. Tra gli aggettivi: lambiccato, tedioso, spavaldo, azzimato. Come vede, non sono parole antichissime, però sono parole che si sentono sempre meno. Oppure fra i sostantivi zimarra, questo è stato molto gettonato. Zimarra, parola di origine spagnola che indica una sopravveste riccamente ricamata, tra i termini più gettonati dagli studenti, 2 i vincitori ex aequo dell'edizione 2022. Un'anticipazione di qualche parola per il prossimo anno, quando spero tornerà il concorso. Elzeviro, perché è un genere giornalistico, ho di fronte a me 2 giornalisti che sanno meglio di me come il genere e la parola siano scomparsi dall'uso, ma io trovavo che siano stati scritti in passato splendidi elzeviri e sarei felice che si tornasse a scriverli. Su questo servizio noi ci fermiamo, grazie per averci seguito. Tra poco, come sempre, l'edizione di Venezia, ora le previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app. Bentrovati al meteo. L'alta pressione si indebolisce sempre di più, intaccata da una perturbazione atlantica. Il tempo si manterrà comunque per lo più buono sul nostro territorio. Il dettaglio di mercoledì 2 novembre. Sul Veneto avremo nebbie di mattina, a seguire alternanza di nuvole e rasserenamenti, ma con frequenti addensamenti un po' su tutta la nostra regione, come ci mostra la grafica.
Temperature minime tra 9 e 11 gradi, valori massimi compresi invece tra i 17 e i 21 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Avremo annuvolamenti sulle aree costiere e in pianura, più sole invece sui monti. Temperature minime tra 11 e 13 gradi, massime sui 18-20 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui nubi in graduale aumento e non si escludono anche dei piovaschi sulle aree di confine. Temperature minime intorno ai 7-8 gradi, massime infine sui 18 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app.